Aggiornamento. Shish. Ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per parlarvi un po' dell'aggiornamento. So che sapete già tutte le novità, dato che se andiamo su impostazioni e notizie abbiamo tutta la carrellata delle novità. Ma andiamo a vederle insieme. Allora ragazzi, le novità principali di questo aggiornamento praticamente hanno rivisto un po' le pozioni, come la pozione gelo che ora colpisce anche le truppe aeree. Inoltre la veleno avrà più effetto. Dopo hanno rivisto anche la pozione terremoto. E naturalmente non ci dimentichiamo della pozione livello 7. E mannaggia ragazzi, praticamente avevo tutto maxato in laboratorio tranne i nuovi incantesimi e ora mi sbuca fuori anche questo nuovo incantesimo. Ragazzi, ma la cosa più importante di questo nuovo aggiornamento a parere mio sono sicuramente le nuove difese. Ci hanno messo 25 nuovi muri. Andiamo a metterli. Vabbè, oltre ad aver messo questi nuovi 25 muri, hanno rivisto il design dei muri livello 11. Andiamo a visitare il nostro amico Eri Free. Ragazzi, l'aggiornamento è uscito da pochissimi minuti e Eri ha già i muri al 9 e come possiamo vedere i suoi depositi sono a 0, ha usato tutte le risorse. Colgo l'occasione di fare i miei auguri a Eri che attualmente è arrivato primo in Italia. Cioè è arrivato di nuovo primo in Italia. Comunque questa è un'altra storia, niente spoiler, continuate a seguirmi e saprete di più. Poi ragazzi hanno dato una sistematina alle Clanware. Come potete vedere ragazzi siamo contro i Kings Rock, per chi non conoscesse questo clan qua. Mi sembra impossibile. E i clan di Godson. Come potete vedere hanno rivisto un po' il design della Clan War. E poi da questo aggiornamento in poi non esisterà più il pareggio. Infatti se il mio clan fa 20 stelle e anche il clan di Godson fa 20 stelle, vincerà il clan che ha fatto più percentuale. Ragazzi, se questo video supera gli 8000 like vi porterò la Clan War contro il clan di Godson. Caspiterina, mancano 2 ore e 40 e devo mettere ancora a posto il mio villaggio da Clan War dato che mi hanno messo dei nuovi muretti. Ma dove ce li ficco? Ragazzi, un'altra cosa da non sottovalutare, ora è possibile comprare lo scudo settimanale anche a Titano 3 e a Titano 2. Ecco, quelli che giocano a coppe stanno già esultando. Ragazzi, questo non è solamente il video dell'aggiornamento. Come sapete hanno messo questi nuovi 25 muri. Per chi ora è municipio 9 sa benissimo che a ogni upgrade di municipio sa che ci sono nuovi edifici come i muri. Io mi chiedo perché mettere solamente ora nuovi 25 pezzi di muri. Ragazzi, il 25 ottobre a Helsinki, qualcosa del genere, si terrà il ClashCon. Su internet ci sono stati già dei rumors su questo evento, come il Town Hall livello 11. Secondo me è possibile ragazzi. In un video di Galadon aveva annunciato questo upgrade, cioè questo aggiornamento, come una cosa fantastica, gigantesca. Non vedo niente di gigantesco. Perciò suppongo che ci sarà un secondo aggiornamento il 25 ottobre. Probabilmente in quella data la Supercell rivoluzionerà Clash of Clans. Con l'avvento del Town Hall livello 11 tutte le carte sul gioco cambieranno. Comunque piccola parentesi, i muri all'11 così fanno schifo. Parere mio, sono gusti. Ragazzi, stavo per dimenticarmi di dirvi che il mastino dopo questo aggiornamento non farà più niente in difesa. Già che prima non aveva un cazzo di attacco, ora manco attacca. Praticamente il mastino ora in difesa sta là fermo, non so che cosa farà. Praticamente non recherà danni alle mongolfiere. Non so se la cosa vale anche per la regina degli arcieri. Io non ho ancora visto nessun replay con il mastino lavi con il castello e la regina attaccare. Se voi l'avete già visto scrivetemelo sotto qua nei commenti. Praticamente sto registrando 10 minuti dopo l'aggiornamento. Un'altra parentesi ragazzi. Questa volta la Supercell ha fatto diciamo un piccolo fail. Perché anche se questo aggiornamento non era molto grosso ha bloccato l'App Store. Infatti nei primi minuti era impossibile scaricare Clash of Clans. Ragazzi, prima di chiudere il video volevo chiedervi se volete veramente vedere la Clan War contro il clan di Godson. Se superiamo gli 8000 like ve la porto. E questo è veramente tutto per il video oggi, spero di non aver tralasciato niente. Qualora avessi tralasciato qualcosa scrivetemelo sotto nei commenti. Insomma, questo era tutto, spero che vi sia piaciuto il video e noi ci vediamo la prossima volta.